campo, Polo Amazon nel trevigiano stima tinte fosche dell'ente bilaterale del commercio. Dei 1400 posti di lavoro promessi ne resterebbero solo 424 e solo il 18% a tempo indeterminato. Lanci in campo per rinegoziare. Paura nel pomeriggio in un'abitazione di Quinto di Treviso, scoppia una pentola a pressione, 16enne ustionata, il fratello illeso ma sotto shock. Tragedia sfiorata a Treviso, 20enne con problemi di droga e alcol, minaccia di morte la madre con un coltello, è stato arrestato dalla polizia. Continua la corsa all'immunità di gregge, un veneto su 2 ha ricevuto la prima dose di vaccino. Zaia, situazione Covid in remissione totale, battaglia quasi vinta, ma Mestre Salvini frena sul vaccino ai più giovani. Mascherine via luglio, sul dibattito il prefetto di Treviso è cauto, cittadini irresponsabili, ma l'ultima parola spetta alla scienza, dobbiamo evitare ricadute in autunno. Presentato oggi in comune il nuovo progetto contro le truffe agli anziani, task force di Casugana con prefetture e carabinieri sulle reti media nord-est, consigli pratici anti-raggiro. Intervento speciale oggi a Catron per la fuga di una decina di tori da un'azienda agricola dove erano appena stati portati a bordo di un camion alla Landria, ora si trova in un campo tenuta a bada da alcuni fattori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È il fronte caldissimo del polo Amazon di Roncare ad aprire questa sera il nostro telegiornale. Uno studio presentato oggi afferma che solo il 18% dei contratti sarebbe a tempo indeterminato. Per questo l'ANCI chiede di rinegoziare. Dei 1400 posti di lavoro promessi da Amazon dall'apertura dell'annunciato centro di distribuzione di Roncade ne resterebbero solo 424 a fronte dei 976 destinati alla cessazione, e tra i lavoratori assunti solo il 18% conterebbe sul tempo indeterminato. La metà dei contratti rivolti a persone inferiori ai 30 anni, 2 su 3 uomini. Professioni qualificate solo per il 19,2%. Un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla proiezione dell'ente bilaterale per il commercio di Treviso, che si è basata su quanto accaduto in altri 7 siti Amazon già presenti sul territorio. Le valutazioni sull'impatto socio-occupazionale presentate oggi danno degli elementi di preoccupazione significativi, soprattutto sulla qualità della contrattualistica messa in campo, sul livello dei redditi, sulla precarietà del lavoro che viene offerto. Indubbiamente siamo di fronte a un fenomeno macro, ultralocale, e abbiamo la necessità di offrire al nostro territorio, ai lavoratori e alle imprese delle risposte che siano coerenti con una prospettiva di futuro. Obiettivo: negoziare l'insediamento Amazon in un'ottica sovracomunale tra enti locali, associazioni di categoria, parti sociali. Visione sostenuta anche dal prefetto Maria Rosaria Laganà e condivisa dai sindaci. Sindaci che, come ha espresso il presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, si mettono a disposizione per cambiare le regole e cominciare un percorso di lavoro per una riforma dei rapporti fra enti locali ed Amazon e fra Amazon e consumatori e lavoratori. E di avere quindi un confronto sereno ma schietto anche dal punto di vista della tutela occupazionale. La sicurezza sul lavoro e la qualità del lavoro sono fondamentali per la nostra amministrazione e per la nostra comunità. Il tutto volto alla salvaguardia del territorio, su cui la ricaduta occupazionale risulterebbe peraltro minima. È un'occupazione prevalentemente maschile per 2/3, è un'occupazione soprattutto che solo in piccola misura è di matrice locale. Non solo impatto occupazionale, ma impatto su traffico, viabilità, infrastrutture che insistono attorno al colosso. Un dibattito che coinvolge l'intera provincia di Treviso, al momento interessata da 3 poli logistici: Roncade come centro di distribuzione di 60.000 metri quadri, quello di smistamento nell'area ex Scardellato a Treviso e quello di Riese Pio X, con importanti ricadute previste sugli assi viari del Terraglio, Treviso Mare, la Feltrina e la Pedemontana. Ma in queste ore si torna a parlare anche di Terraglio Est, dopo che la società Imoarea ha ripresentato un ricorso al TAR contro l'opera, definita una minaccia per la lottizzazione Nino gestita proprio dalla società. L'udienza davanti al TAR è prevista per il 21 di novembre. Preoccupata la reazione del sindaco di Treviso Conte. Se ci sono dei cittadini che hanno dei dubbi
da un punto di vista della conformità progettuale, delle autorizzazioni, è giusto che approfondiscano quelle che sono le loro perplessità attraverso uno strumento che è quello dei ricorsi. La speranza è che non ci siano ulteriori intoppi nel vedere realizzata un'opera, perché se no il messaggio che passa è che un'opera pensata oggi la vedremo realizzata fra 10-15 anni, quando magari non sarà più così utile. L'invito che faccio ai cittadini è quello sempre di cercare la via del dialogo. Come amministrazione non ci siamo mai tirati indietro, se però ritengono che sia necessario far ricorso per approfondire, per togliersi ogni tipo di dubbio, è giusto che lo facciano. Ripeto, il mio timore è quello che ci siano ulteriori ritardi nella realizzazione delle opere che io ritengo necessarie. Scoppia la pentola a pressione, una sedicenne di Quinto di Treviso lievemente ustionata, tanta paura anche per i vicini di casa che, sentendo le urla, sono corsi ad aiutare la ragazza. La cronaca di Luisa Bertini. Erano le 15:30 circa e ho sentito un'esplosione e delle urla, quindi mi sono affrettato a vedere che era successo, quindi non ho fatto altro che effettuare un primo soccorso. Aveva delle lievi scottature e ho fatto uscire tutti e messo in sicurezza la casa. A raccontare gli istanti dopo lo scoppio avvenuto in un'abitazione di Quinto di Treviso è il vicino di casa, spaventato dalle urla. Un incidente domestico causato con ogni probabilità dall'esplosione della pentola a pressione con cui la sedicenne di origini indiane stava cucinando le pietanze per cena. Fortunatamente illeso il fratello a pochi passi da lei. Intervenuti subito i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri di Casale sul Sile a soccorrere la ragazza, portata immediatamente in ospedale, che ha riportato ustioni considerate non gravi al volto e ad un braccio. Tanto lo spavento, racconta il primo cittadino Stefania Sartori, che si è immediatamente recata sul posto ad aiutare la famiglia. Sono praticamente frontisti nella mia azienda e quindi per forza di cose ho visto un po' il trambusto e sono uscita a controllare cosa fosse successo. Ma c'è la cronaca di un'altra tragedia sfiorata di tutt'altro tenore. Un ventenne ha minacciato di morte la madre con un coltello, è stato arrestato dalla polizia. Alle violenze e alle minacce purtroppo era abituata. Un figlio di soli 20 anni è già preda di droga e alcol, capace di terrorizzare spesso lei, la mamma, e lo zio, con i quali abitava a Treviso. Necessità di soldi, scoppi d'ira improvvisi, botte e insulti, mesi e mesi di vessazioni. Ma quanto accaduto la notte del 10 giugno scorso è stato il gesto che ha sorpassato ogni limite. Questa volta la donna ha temuto davvero di soccombere. Stava dormendo quando è stata svegliata di soprassalto dal ragazzo, armato di coltello e che la minacciava di morte. Attimi di altissima tensione e paura finché la donna, in un momento di distrazione del figlio, è riuscita a chiamare la polizia. Le volanti sono arrivate subito sul posto per evitare il peggio. Il passo successivo, l'arresto del ventenne. Per la mamma, tanta amarezza, ma anche la fine di un incubo sopportato per troppo tempo. Veniamo ai temi del Covid. C'è un aggiornamento importante perché da oggi un veneto su 2 ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Il punto è stato fatto questa mattina dal presidente Zaia in visita all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La situazione è assolutamente in remissione totale, nel senso che abbiamo un'incidenza che è sotto gli 11 casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. Ore 13, mentre il governatore Zaia sta inaugurando la nuova sede del SUEM 118 provinciale nella sede dell'ex seminario a Vicenza, la regione aggiorna i dati sulla campagna vaccinale in tempo reale. 2.436.149 veneti hanno già ricevuto almeno la prima dose, 3,5 milioni i vaccini somministrati tra prima e seconda dose, insomma almeno un veneto su 2 ha iniziato il percorso vaccinale. Cala drasticamente l'occupazione negli ospedali, sia terapie intensive che ovviamente area non critica, e siamo arrivati ormai a circa un 2% di occupazione. Considerate che il limite da area rossa è 40%, noi siamo al 2%. Il trend in progressivo miglioramento è con un indice di trasmissibilità del virus allo 0,67%, proprio nel giorno in cui diventa realtà, con la firma del decreto di ieri, la possibilità di tornare a muoversi liberamente in Europa se provvisti di Green Pass a partire dal 1° di luglio. Lo dissi ancora, penso, ad aprile dell'anno scorso, 2020, e parlai di passaporto sanitario, sembrava quasi una roba da dittatura. La verità è che se vogliamo circolare abbiamo bisogno di un certificato. I veneti ce l'hanno già.
Mentre per chi arriva dal Regno Unito, il ministro Speranza firma un'ordinanza che indica una quarantena di 5 giorni più tampone per proteggere il paese dalla variante Delta, che in Gran Bretagna sta già facendo impennare i contagi. Mascherina, una partita che il presidente Zaia dà chiusa già per il mese di luglio. Non possiamo arrivare a Ferragosto. Immagino che con luglio questa sia un'altra delle partite risolte. Partita della mascherina che è stata rilanciata oggi da Mestre e dal leader della Lega Matteo Salvini in visita. Salvini che però ha preso una posizione netta sui vaccini ai più giovani, ai teenager, che sembra in contrasto con le indicazioni emerse da AIFA e dal presidente il trevigiano Giorgio Palù. Per quello che riguarda bimbi e ragazzi invece io ci andrei molto più cauto. Perché andrebbe cauto sui vaccini ai più giovani? Perché parlando di Europa la Germania appunto consiglia i vaccini ai più giovani solo se hanno altre malattie. E siccome non c'è nulla di certificato, se uno è un fragile va tutelato. Se uno è in buona salute è meglio aspettare. Meglio aspettare, quindi, ribadisce da Mestre il leader della Lega Salvini a pochi giorni dalle ampie rassicurazioni espresse proprio sui vaccini per i teenager a Palazzo Balbi dal trevigiano Giorgio Palù, presidente di AIFA, invitato a riferire dal governatore Zaia. Netto lo scarto anche con gli appelli delle ULSS del Veneto a ragazzi e genitori sulla sicurezza del siero. Insomma, l'ennesimo fronte aperto tra politica e scienza e forse all'interno della stessa Lega in Veneto. Più in generale per Salvini dall'emergenza occorre passare alla convivenza. L'obiettivo è di riaprire tutti i locali, anche i locali da ballo, dal 1° luglio, di non avere più l'obbligo delle mascherine dal 1° luglio. Temi che il segretario leghista ha affrontato poco meno di 24 ore fa con il premier Draghi. Abbiamo parlato di rinvio delle cartelle esattoriali, che è un altro degli obiettivi della Lega, di riforma fiscale, di taglio dell'IRPEF, di riforma della giustizia. Un dialogo positivo, assicura Salvini, tanto da blindare l'esecutivo. Noi siamo al governo e ci rimaniamo fino all'ultimo istante in cui l'Italia ha bisogno di riforme, quindi non diamo scadenze. Certo, l'armonia con gli alleati di governo va a fasi alterne. Quando il PD propone lo ius soli o la tassa patrimoniale o la tassa di successione, ovviamente ha nella Lega al governo il no, il secco no. Ma i problemi stanno anche in casa e riguardano la riorganizzazione del centrodestra, con il leader della Lega che rilancia il progetto di una federazione. Conto di rivedere a breve Berlusconi, ovviamente offriremo la collaborazione e la partecipazione alla federazione anche a Brugnaro. In Veneto, per fare il punto con gli amministratori, Salvini chiede maggiore coinvolgimento degli enti locali nel recovery plan. Assolutamente fondamentale che ci sia un maggior coinvolgimento di comuni e regioni per i prossimi anni, perché ci sono 200 miliardi da spendere con le regioni. Inevitabile in questa partita rilanciare l'autonomia. L'anno e mezzo di Covid ci insegna che l'autonomia, se gestita con intelligenza, è una risorsa per il Paese. L'autonomia per noi è il futuro. C'è una nota di questi minuti di Azienda Zero, un appello agli over 60 che non si sono presentati negli hub vaccinali, che quindi non si sono vaccinati fino ad oggi. In tutto 166.523 persone su un totale di 1,5 milioni all'incirca. Si tratta di persone, fanno sapere da Azienda Zero, che non si sono fatte vivere in alcun modo per prenotare e che via via si sta contattando per capire se si tratti di una svista o distrazione o di una scelta ponderata di non vaccinarsi. Al momento le persone contattate che hanno espresso un dissenso palese o che presentano controindicazioni tali da rendere sconsigliato il vaccino sono poco meno di 12.000. Questa quindi la nota di Azienda Zero. Ma sullo stop alle mascherine di cui hanno parlato sia Zaia che il leader della Lega Salvini, interviene anche il prefetto di Treviso che su questo fronte chiede prudenza.
Vedo che appunto le strade sono piene, le piazze, insomma è tornata la Treviso che conoscevamo, a cui ci eravamo un po' disabituati, che ci mancava, per cui ecco, tutto abbastanza tranquillo. Ecco, io rinnovo però questo invito a fare attenzione, meglio una precauzione in più, un atteggiamento di cautela in più che non il contrario. E soprattutto sperare, insomma, mettere in campo tutto quello che è necessario per evitare che a ottobre, a novembre si debba avere qualche ritorno indietro nel problema. Sceglie la via della cautela il prefetto di Treviso, mentre la politica si divide sullo stop all'uso della mascherina all'aperto, sulla falsariga di quanto sta avvenendo in altri paesi d'Europa e nel giorno in cui Salvini da Mestre rilancia il tema all'interno dell'esecutivo. A tutti farebbe piacere, probabilmente, non fosse altro per il caldo, potersi liberare di questa appendice ormai che fa parte di noi. Credo che bisogna fidarsi di quello che viene stabilito dalle autorità di governo, che a loro volta evidentemente riportano quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica. E alla scienza guarda anche il sindaco di Treviso, per il quale i trevigiani sono però pronti al nuovo passo. Credo che i nostri cittadini sappiano bene quando è ora di indossarla e quando invece possono abbassare la mascherina o addirittura toglierla. Quindi io credo che siamo arrivati anche nella fase della responsabilità della comunità, che ha dimostrato appunto di avere, e quindi credo che ci siano le condizioni per poter togliere la mascherina. Ma su questo punto sentiamo cosa hanno risposto ai nostri microfoni i trevigiani. Se sono in campagna e cammino da sola, chiaramente no. Se sono in centro, incontro persone, per rispetto delle persone che incontro, anche se sono vaccinata e super tamponata, per il lavoro che faccio io la metto. Io non ne ho la minima idea, perché io ho avuto il Covid, per cui anche se teniamo le mascherine a me non dispiace. Chiaro che sono fastidiose e sono noiose, però io non sono per toglierle. Secondo me bisogna aspettare ancora un po', sì, non bisogna avere fretta. Quindi il 15 luglio potrebbe essere una data, o lei le terrebbe ancora, diciamo? Le terrei ancora per tutta l'estate, sì. Anche da domani, perché ormai siamo tutti vaccinati. Però dicono che comunque il virus continua a circolare, non sarebbe una protezione in più? Ma ce ne sono tanti senza ormai, sì. Si vede anche per televisione che quelli della partita sono tutti... La mia opinione è quella dei sanitari, loro devono decidere, vuole che decidessi noi, non possiamo decidere. Ci sono delle prescrizioni, sembra che decada il 15 di luglio, teniamo, ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Bisognerebbe avere il buon senso di usarla nei momenti in cui c'è aggregazione, però quando si è liberi, si è in passeggiata e non c'è movimento, si può togliere, a mio modo di vedere. Io sono legalista, quindi se c'è una regola va rispettata e bisognerebbe che ce ne fossero di più e ci fosse più controllo. Non vorrei trovarmi a settembre a ricominciare poi tutto il discorso che abbiamo vissuto l'anno scorso. Sicuramente è una roba molto difficile mantenere la mascherina, ormai siamo veramente... però toglierla la vedo dura. Sono un'infermiera peraltro. Quindi voglio dire, però forse le persone non si sono ancora rese conto di quello che abbiamo passato. Sembra quindi prevalere la cautela. La cronaca, a lui erano intestate ben 25 auto, vetture di grossa cilindrata utilizzate da altre persone e non dal soggetto stesso. Un 38enne trevigiano titolare di un'auto rivendita nel Veneziano è stato denunciato dalla polizia stradale. Le indagini hanno permesso di accertare infatti che il parco auto era utilizzato per commettere furti e rapine, una pratica, quella delle intestazioni fittizie, che in passato era appannaggio di indigenti o nullatenenti che in cambio di pochi soldi prestavano il loro nome per la truffa e che invece ora riguarda sempre più spesso titolari di società di compravendita dei veicoli. E a proposito di truffe e raggiri, questa mattina in comune a Treviso è stato presentato un importante progetto anche in vista dell'estate e a tutela dei più anziani. In campo anche il nostro gruppo Media Nord-Est. Nella mia città voglio sentirmi sicura. Quando esco in bicicletta non lascio mai nulla incustodito e occhio alla borsa sul cestino.
Consigli semplici e immediati per scongiurare truffe subdole e che lasciano ferite nel portafogli ma soprattutto nell'animo. Il Comune di Treviso, con il supporto dell'Arma dei Carabinieri e la Prefettura, ha lanciato una campagna di comunicazione su radio e televisioni ma anche attraverso volantini per aiutare gli anziani a riconoscere pericoli e raggiri, dalla spesa al mercato, al prelievo al bancomat, e questo grazie a un contributo del Ministero dell'Interno. E il messaggio forte è quello che è importante fidarsi delle persone, ma è importante fidarsi in sicurezza. Le persone malintenzionate possono essere chiunque, è importante sapere quali sono le principali truffe, ma soprattutto non affrontare le cose da soli. La possibilità di arrivare con lo strumento televisivo, con le radio, con la diffusione di questi volantini nelle case dei nostri anziani sicuramente darà un apporto importante a quella che è appunto l'attività di prevenzione su questi reati che sono particolarmente odiosi. A seguito di una gara, la realizzazione degli spot video è stata affidata al nostro gruppo Media Nord-Est, che come sempre ha assicurato l'efficacia del messaggio e la sua aderenza al territorio. Abbiamo deciso che il cuore della città, quindi la Piazza dei Signori, potesse essere per loro anche il riferimento per vedere che chi voleva dare il messaggio era il proprio comune e quindi la propria città. E resta l'appello di sempre a fare rete e collaborare, soprattutto ora tra la fine dell'emergenza pandemica e l'inizio dell'estate. Fidarsi è bene, ma in sicurezza, lo slogan prescelto. Segnalate al 112 quelle che sono questi eventi che accadono, in modo da poter intervenire in maniera rapida. E di sicuro controllo sempre di non essere osservato, e se ho necessità chiamo il 112 112. Fidarsi è bene, ma in sicurezza. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per raccontarvi di un intervento davvero speciale, quello di oggi a Catron per la fuga di una decina di tori da un'azienda agricola dove erano appena stati portati a bordo di un camion. Sono fuggiti a 1 chilometro di distanza dopo essere stati fatti scendere dal mezzo. La mandria ora si trova in un campo tenuta a bada da alcuni fattori e grazie all'intervento dei carabinieri, del nucleo forestale e del servizio veterinario potrebbe rendersi necessario a questo punto l'utilizzo di anestetico per riportarli a casa. Adesso è il momento delle previsioni del tempo del nostro generale Iannicelli. In questi giorni abbiamo avuto la prima ondata di caldo, ha interessato tutte le nostre zone, gli effetti li abbiamo visti, temperature che sono schizzate velocemente oltre i 30 gradi, quindi ben al di sopra della norma. Come ben evidente dalla cartina, l'ondata di caldo che ha interessato tutte le nostre zone è dovuta alla presenza di un anticiclone, di un promontorio che dall'Africa stacca verso nord sino a interessare tutta la nostra penisola. Quindi una pressione di perfetta stabilità, di livellamento, e vedete anche su tutte le nostre zone, quindi tempo stabile che però si lascia qualche volta sconfiggere da infiltrazioni di aria fresca, relativamente fresca, che irrompono sulla pianura e danno vita, come è successo questa notte, a temporali localmente anche intensi. Questa situazione potrebbe ripetersi nei prossimi giorni, in un contesto però, ripeto, di tempo stabile. Prevediamo infatti per sabato e per domenica e cielo in prevalenza sereno, inizialmente un po' di velatura, al pomeriggio qualche cumulo, qualche temporale soprattutto sui rilievi. E il resto della settimana uguale, non si prevedono forti cambiamenti. I venti sono deboli naturalmente con questa situazione di calma, con brezza naturalmente sulle coste, temperature al di sopra della norma, ben al di sopra, minime 19-21, massime dai 31 addirittura ai 33, nelle zone interne forse 34 gradi. L'Alto Adriatico è previsto praticamente quasi calmo o poco mosso. È tutto. Conferma alla guida della segreteria regionale e del sindacato giornalisti del Veneto per Monica Andolfatto. Nella relazione introduttiva Andolfatto ha riassunto l'impegno degli anni trascorsi e posto l'accento sul futuro, su quale sindacato vogliamo, ha detto, e quale sindacato siamo in grado di costruire per dare un futuro all'informazione. Tra i punti saldi, il lavoro equamente retribuito, base per la libertà di informare di ogni cronista e il diritto di essere informati dei cittadini, il contrasto al linguaggio dell'odio, della violenza, delle minacce dei potenti, dei leoni da tastiera, il rapporto con gli altri organismi della categoria e con le istituzioni. Andiamo adesso a Belluno.
La cronaca in apertura: un uomo di 63 anni di Trieste è morto cadendo da un sentiero sotto il rifugio Settimo Alpini nel gruppo dello Schiara poco sopra Belluno. Il soccorso alpino è stato allertato dalla gestrice del rifugio. L'uomo, probabilmente colto da un malore, ha perso l'equilibrio ed è finito tra le rocce del sottostante torrente dopo essere ruzzolato per una trentina di metri, mentre il fratello lo ha raggiunto per prestargli le prime cure. Dal momento che non c'era nessuna copertura telefonica, un'altra persona è risalita al rifugio a chiedere aiuto. Sul posto è giunta l'eliambulanza del su M118 che ha calato con un vericello di 60 metri un tecnico di elisoccorso, un medico e un infermiere. I sanitari però non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Rimaniamo in montagna, ma per un argomento di tutt'altro tenore. Parliamo di turisti incivili. Per difendere le Dolomiti, patrimonio UNESCO, nasce un personaggio testimonial. Oggi la presentazione. È stato battezzato Dolomais ed è entrato in scena per ultimo, ma tra il sero e il faceto ha subito calamitato l'attenzione dei presenti. A lui è stato affidato il compito di disincentivare comportamenti poco rispettosi dell'ambiente alpino. Noi crediamo fortissimamente in questa campagna perché c'è la necessità di arrivare anche a chi normalmente non frequenta le nostre montagne per dirgli: attenzione, state passando il limite. Andare in montagna significa andarci in maniera rispettosa, consapevole, con grande attenzione all'ambiente e anche agli operatori e ai rifugi. Con le normative Covid siamo andati veramente in controtendenza. Il rifugio è il posto per eccellenza che non può applicare le norme Covid se non con sacrifici e riduzioni di fruizione veramente importanti. All'inizio di un'estate che sarà segnata da importanti flussi turistici, in queste montagne patrimonio mondiale, la Fondazione Dolomiti UNESCO ha sviluppato una campagna di comunicazione sull'uso consapevole dell'acqua nei rifugi di alta quota e sulla frequentazione consapevole della montagna. Ci piace l'idea di questo personaggio, abbiamo attinto anche alle leggende ladine, questo personaggio che era stato cacciato dalla civiltà, ricacciato nei boschi, che prepotentemente, visto l'orrore, visto le cose terribili che ha visto fare ai frequentatori della montagna, decide di uscire dal suo isolamento quieto e venire ad avvisarci che abbiamo passato il segno. Per un dolomitico una giornata in pianura, il commento? Ma avanza anche un altro progetto di altra natura, quello del treno delle Dolomiti. Il punto. Forse non sarà un'impresa titanica, ma far tornare Cortina d'Ampezzo raggiungibile in treno non è cosa che possa accadere in breve e per renderlo possibile serviranno grandi investimenti. Il dado però ormai è tratto e la Regione Veneto punta sulla Valboite con eventualmente una tratta aggiuntiva che colleghi anche Agordo, scartando invece l'ipotesi di arrivarci passando proprio per la capitale dell'Occhiale. Il treno delle Dolomiti, la scelta migliore è quella di farlo nella sua valle naturale che è la Valboite, però potenziando la ferrovia anche nella Val d'Ansei con un braccio che da Calalzo va ad Auronzo. Quindi di fatto diciamo questo è lo studio degli dati emersi dal treno delle Dolomiti. Sono contento soprattutto che si possa definire questo protocollo d'intesa con RFI e la Regione Veneto in modo da creare un percorso sull'intera mobilità del territorio provinciale che comprenda la ferrovia, che comprenda tutte le infrastrutture di viabilità su gomma e anche il resto che sono gli impianti a fune, le piste ciclabili. Insomma, dobbiamo fare un grosso lavoro che arriva anche in contemporanea con lo sviluppo del piano strategico provinciale su cui noi stiamo lavorando da alcune settimane. Si comincia a studiare, ad approfondire la fattibilità per poi convincere le ferrovie della bontà del progetto. I tempi, sia chiaro, sono medi, per non dire lunghi, perché ci vorranno almeno 3 lustri. Diciamo che la grande sfida più che i tempi, noi adesso abbiamo una questione da risolvere, che il treno diventa giustificabile e sostenibile nel momento in cui il treno si inserisce in un
progetto più ampio di mobilità integrata con tutte le altre forme di mobilità, dagli impianti a fune al TPL gomma piuttosto che le ciclabili, che riesca a spostare un 30% dell'utenza che oggi c'è, ma anche di una potenziale nuova utenza, dalla gomma al ferro. C'è un aggiornamento dell'ultima ora perché poco fa ha parlato il Premier Draghi che si è espresso in maniera molto netta sul tema della vaccinazione eterologa. L'eterologa funziona, la farò anch'io martedì. Dal canto suo il Ministro Speranza ha ribadito che non ci sarà nessuna obbligatorietà per i vaccini. Figliuolo, il commissario Figliuolo ha aggiunto con l'eterologa la campagna vaccinale non rallenta, così a livello nazionale. Ma da Treviso e Belluno è tutto, non ci sono particolari aggiornamenti, vi lascio al meteo, buon proseguimento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al meteo. L'intensa ondata di calore in atto toccherà l'apice nel corso del fine settimana, quando il tempo sarà buono e il clima davvero rovente. Il dettaglio di sabato 19 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, la nostra grafica infatti ci mostra un cielo sereno e sgombro da nubi dappertutto. Nel corso del pomeriggio poi saranno possibili i consueti temporali di calore sui rilievi e sulle zone pedemontane. Come detto, caldo intenso e afoso con temperature minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi invece che arriveranno a segnare i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, in montagna qualche acquazzone a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, quantomeno inizialmente, a seguire qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 34-35 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.